Partita decisiva fra il Cagliari per la promozione in A e il Pavia per la permanenza in B. Il portiere Baggini sarà l'eroe dei Granata Pavesi, oggi in maglia bianca. Con audacia e colpo d'occhio osserverà intatta la propria rete. Al Pavia basta il pareggio per restare in B, ma si spinge ugualmente all'attacco onde alleggerire la pressione degli avversari, per i quali il pareggio potrebbe anche essere fatale. Adesso Baggini si esibisce in un volo provvidenziale e la rete è salva. Salva anche 4 minuti dopo, perché il palo respinge il tiro dell'ala sinistra del Cagliari. Poi un fallo di colla ai danni di Loranzi è punito col rigore, ma Golin, per quanto specialista, non riesce a battere Baggini. E così il Pavia, a partita finita, può gioire per la raggiunta salvezza. Il Cagliari invece dovrà rimandare la promozione allo spareggio con la Pro Patria. Eroe della partita, Baggini è fatto segno a feste particolari, non solo dai compagni, ma anche dai tifosi giustamente euforici. Squilli di trombe a San Siro preannunciano la vittoria finale dell'Inter. E questo gol di Lorenzi contro la Triestina dopo soli 4 minuti di gioco anticipa la certezza del successo. 7 minuti dopo, secondo gol, autore Nias, e partita praticamente liquidata. Alla fine, gioconda invasione di campo da parte dei tifosi. Comincia l'apoteosi della squadra campione, per la seconda volta consecutiva vincitrice dello scudetto. Prima col catenaccio e quest'anno con gioco aperto, come dimostra il primato di gol segnati. In trionfo i giocatori in una ressa che quasi li soffoca. Ai 7 cieli i tifosi che avevano sognato questo grande giorno e trepidato nel dubbio che potesse non avverarsi. Diciamo anche noi: viva l'Inter!